Signore e signori, ben ritrovati nel mio canale. Io sono Tommy e date le molte richieste che ho ricevuto, in questo video vi porterò a conoscere meglio il plastico del club fermodellistico veneziano. Buona visione! Il plastico del club fermodellistico veneziano si sviluppa su una superficie di oltre 80 metri quadri e al suo interno troviamo molte linee diverse. Come vedete qui ce ne sono ben tre, perché abbiamo la linea analogica, la linea ad alta velocità, che è questa qui che vedete a doppio binario, e invece più in centro la linea lenta. Qui vedete la linea lenta in digitale, che ha anche questo bellissimo scalo merci che si trova proprio al centro. Dall'altra parte invece abbiamo la stazione di Castelfranco, dove sicuramente noterete anche dei binari un po' diversi. Infatti c'è anche una linea Marklin che, come vedete, poi passa questo ponte e finisce sotto nella galleria. In uscita dalla stazione di Castelfranco vedete ci sono questi due tronchini dove mettere a ricoverare i propri convogli. La linea lenta a doppio binario prosegue e c'è questo scambio che dà la possibilità ai treni di andare verso la parte cosiddetta di montagna che può essere utilizzata anche indipendentemente dal resto del plastico, ma che dà la possibilità, appunto, tramite questo scambio di far passare i propri convogli qui dentro e farli arrivare proprio qui in questa zona, che secondo me è una delle più belle del plastico e anche una delle più vecchie, una delle prime ad essere ultimate. Si esce dalla galleria e si arriva nella stazione di montagna, stazione di Quero Pass sulla linea Percalalzo. Stazione che è stata appunto la prima ad essere completata nel nostro plastico. Qui una visuale dall'alto dove le rotaie fanno una sorta di 8 all'interno appunto del circuito della montagna. Questa invece è l'uscita da questo circuito. I treni passano sopra il ponte che vedete lì e vanno a riunirsi alla linea cosiddetta lenta, linea lenta che poi si riaffianca alle altre due linee, quella ad alta velocità e l'unica linea analogica che la vedete qui, che diventa a doppio binario quando si arriva in prossimità della stazione di Mestre che, come vedete, ha moltissimi binari. Il piano binari non è quello reale, invece di reale ci sono i fabbricati. Infatti, se magari qualcuno di voi in passato ma anche recentemente ha avuto modo di passare attraverso la stazione di Mestre Venezia, sicuramente riconoscerà i fabbricati. Quindi qui alla stazione di Mestre si riuniscono un po' tutte quante le linee, l'analogico, la linea ad alta velocità digitale, la linea lenta digitale, ma non la linea Marklin, che invece passa sotto. Voi non lo vedete, qui la stazione dei pullman, e qui le linee vanno ad attraversare quello che è il muro divisivo tra le due parti del plastico. Dall'altra parte del muro, come vedete, c'è la zona di carico dei convogli che poi vengono immessi, come in questo caso, nelle varie linee. Qui sopra possiamo ammirare la zona industriale di Porto Marghera, che ovviamente non è stata realizzata come quella reale, ma abbiamo un po' preso spunto come con la Fincantieri, dove c'è anche la stazione di Porto Marghera. I treni poi finiscono sotto il plastico e passano sotto il lato opposto, che potete ammirare. Dal lato opposto, per l'appunto, c'è una zona di scarico carico merci che potete vedere qui,
il ponte stradale che è fatto, pensate, in calcestruzzo, vera calcestruzzo, e che si trova a qualche centinaio di metri dalla nostra sede, che potete appunto ammirare da queste immagini. E per finire è una zona in fase di costruzione in questo momento qua, cercando di rifare la zona che ci ospita, ovvero quella dell'Interporto Rivers, che sono i proprietari dello stabile che ci ospita, stabile che potete ammirare anche in miniatura. Poi si ritorna dall'altra parte del muro dove il nostro viaggio è incominciato. Subito quella.